Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Rischia 30 anni di carcere la 31enne di nazionalità tedesca che ha investito con un'automobile la famiglia di Favaro Veneto che si trovava in vacanza a Santo Stefano di Cadore. 3 dei familiari sono morti a seguito del fortissimo impatto. La donna si trova ora in carcere a Venezia in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto fissata per lunedì. La 31enne è indagata per triplice omicidio stradale. Gli esami alcolemici e tossicologici sono risultati negativi, ma resta il fatto che la donna procedeva ad alta velocità, sembra il doppio, o comunque sicuramente più del limite di 50 km/h vigente nella strada che porta a Sappada. Non è neppure escluso che l'automobilista stesse usando il telefono cellulare, che è stato subito posto sotto sequestro e sotto indagine ora da parte degli inquirenti. Cambiamo argomento. Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta è la campagna nazionale promossa dall'ULSS Tre Serenissima in collaborazione con il Comune di Venezia e il sostegno della Regione Veneto per far fronte alla mancanza di medici di medicina generale. A Venezia Centro Storico risultano in attività 45 medici di famiglia, la cui età media è particolarmente alta. Per andare incontro ai professionisti interessati alla campagna, azienda sanitaria e amministrazione comunale si impegnano a mettere a disposizione un ambulatorio a canone agevolato, accompagnare i medici nella ricerca di un alloggio, rendere disponibile un parcheggio gratuito alle porte della città. I professionisti interessati possono inviare una mail all'indirizzo che vedete in sovraimpressione, cioè mmgvenezia@auls3.veneto.it, inserendo anche un recapito telefonico. Passiamo agli spettacoli. Oltre 2 ore di show per gli attesissimi pinguini tattici nucleari che ieri sera al Parco San Giuliano si sono esibiti davanti a un pubblico di 60.000 persone, tutti con gli smartphone in su a riprendere il concerto. Dalle 6 di mattina sono arrivati i primi spettatori, ma la maggioranza è giunta al parco a partire dalle 17. Le 3 strade che portano a San Giuliano sono state chiuse al traffico assieme al cavalcavia fin da mezzogiorno in vista dell'apertura dei cancelli che era stata fissata alle 14. In quelle strade potevano transitare solo le navette dei parcheggi, oltre ai mezzi di servizio. Non sono mancate polemiche e chi si è lamentato per l'alto volume della musica che si è sentita ben oltre l'area del parco, chi perché la zona è stata quasi completamente chiusa 3 settimane prima della data del concerto. Voltiamo pagina. Luigi Rossi, ciclo amatore di Olympic Caorle, partirà oggi sabato 8 luglio da Caorle in sella alla sua bicicletta alla volta di Capo Nord in Norvegia con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della lotta contro il cancro. Oltre 4.300 km in solitaria per Rossi che partirà appunto in solitaria senza alcun supporto tecnico. Martedì 4 luglio Luigi Rossi ha incontrato il sindaco di Caorle Marco Sarto che ha voluto elogiare il ciclista per aver immaginato questa impresa sportiva ambiziosa che ha un'importante valenza sociale. Il sindaco di Caorle ha consegnato a Luigi Rossi il gagliardetto della città di Caorle a testimonianza del sostegno di tutta la comunità di Caorle alla sua impresa. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.